Finalmente abbiamo realizzato il sogno di una vita, che è quello di aprire un piccolo ristorantino, osteria, l'Osteria Cadilhof, in particolare a Cison di Valmarino, situata in uno dei borghi più belli d'Italia nel contesto del patrimonio dell'UNESCO, la zona del Prosecco, e siamo molto felici, io e mia moglie, di questa scelta, perché è un posto che ci trasmette amore, storia e passione per quello che facciamo. Io avevo già lavorato 2 anni in questo posto qua, all'incirca 4 anni fa. La scelta è stata perché ce ne siamo innamorati follemente, perché da subito ci ha trasmesso quello che noi cercavamo, che è l'amore, la passione e la storia per la nostra cultura enogastronomica. Il legno, i 2 giardini, quello davanti, quello dietro, la parte dell'osteria con i travi in legno dove si può anche semplicemente prendere un cicchetto, un'ombra, una birretta, e la parte invece al di sopra dove c'è un piccolo come chalet di montagna allestito e adibito un po' come ristorante. Partiamo dal fatto che io sono molto legato alla cucina della famiglia, della casa, della nonna, della mamma, dove ci si trovava la domenica a mangiare tutti insieme riuniti in famiglia. Cerchiamo di trasmettere quel tipo di sensazioni, però anche portandole alla fine nel 2022 con qualche tocco di innovazione. Siamo molto legati al pesce perché abbiamo casa a Caorle, il mercato del pesce a Caorle lo conosciamo molto bene, e vogliamo trasmettere anche la cucina di pesce. È stata una scelta innanzitutto di amore l'uno per l'altro. È stato un nostro sogno fin da praticamente quasi da quando stiamo insieme. La nostra è un'attività a conduzione familiare a tutti gli effetti. Siamo io e mio marito molto appassionato alla cucina, io al vino, e la sorella di Matteo anche della cucina e della pasticceria in particolar modo. Ha studiato tanto per fare questo ed è una persona anche che sperimenta, gli piace tanto sperimentare. Se i dolci sono come sono è grazie anche alla sua passione, grazie al suo studio anche.